Totò, e ci voleva per portarsi carte. Subene. Cioè, ma tu è possibile pigliare i ratti, ci mezzo una volta? Ci buttate lì in sì, papà. Tu sai che papà morire l'ultima cosa fa? Fammi vedere in casa, su che è importante, è bene. E biglio. E ci metti lente che è un becco. Mettile bene. Allora, chi sei all'ingas? Lo supermercato Ponte Casanova. 13.520. Buono. Poi? Poi, sto all'ingas lo supermercato in Daranacci. 5.300 euro. Ci sono 5.300 euro in cassa di questa settimana. E perché? Ringrazio a Dio. Perché? Che è E successo? chi li rimbette se era avuto un discount. Ah, ecco. E prima fa una cosa importante, che si ci ma vendere subito il cuore, perché queste 3-4 settimane crolla proprio, cavolo. Vabbè, posto al supermercato a fuori. 15.740. E chi questa settimana se ne è sceso? Che è successo, loco? E chi le vigili hanno rotto il cazzo. Tutta la settimana là fuori non hanno fatto qualche diciamo che immagine. Allora fa una cosa, dopo mi fai ascoltare. Chiamiamo il comandante dei vigili. Chi si quando servono piacere si è sempre presente. Poi che hai visto stanno vicino là fuori, il bumannaca si manda in pensione, no? E non Si potete ma dire fare, non so, c'è non fate di merda, non si va. E comunque chi sono l'incasso dei supermercati. E poi stanno all'incasso al supermercato. Fammi sentire. O posto di Gennaro Mulunaro ha incassato 7.467 euro. Te l'avete fino all'ultimo euro, chiesto, no? Sì. Poi sta all'incasso Cenzino e Spider-Man 5.455. Ah, e mi ha lasciato pure 5 euro da. Chi si fa sempre che, se auto 5 euro, auto 7 euro, auto 6 euro, se mi scordo, la prossima volta che chiudo conto. Fate i miei 5 euro che da dare e poi chiudo conto la settimana dopo. Va bene. È una battaglia che sta a morire, sciamma per solo mezz'ora. Hanno scusato tutto quanto per non fare casa piatto pagacacacacacatere. A tuo pagacacacacacatere. One tonight, one is so. What a lie, what a guy. I wonder so what a like it for. I what a ma cagaccia fa, ma perché, ma cagacaga, ma per quando tu sai, perché cagaca, uomini siamo per cagà, amore ma cagacaga, per te, ma per me, ma cagaccia fa, caccia fa cagà. Gigi, Ah, te l'hai visto un po' a freddo sinato, stiamo lì. diventando come un crocchetto, cara. Ma non l'avevi fatta fino a Mazzarotto sotto su. Gigi, ma prima che immaginiamo, perché non passiamo a Gesù e per vedere se mi può fare cantare un locale su? Giosuè fa da te, dove lo suo? Ma tu solo che lei Giosuè? Come? È roba scicchissima, tu c'è elegante, ma cantare! Perché? Ma fanno solo jazz, blues, oh! Blues? E non canzone, perché non faccio blues? So, vuoi sentire anche qua? Poi sta all'incasso il ristorante che abbiamo. 11.469. Te l'ha tutti i soldi, chiesto, no? Volevi tagliare 69 euro. Poi c'è gente che ha tutto incazzato. Io chi si sta da lui, chi si dice ogni volta che ci lo conto furbo che leva i soldi da coppa, non capite che soldi ci fai di campo. Poi, E poi stanno in conto che mi fa. chi si tipo di pure sparaglia che porta a Marina, fammi sentire. Intanto stanno a fa. Prima qualcuno che poteva fare, ne parla, ma tutto quanto. E Satonino l'idraulica. E non pensavo proprio se ne parla a fine mese. Dice non ci sto che stai impegnato per trovare una scusa. Posto conto lo da pezzì. Chi si chiama frutti e fa lavoro. Sì. E allora dice, o chiama settimana che trasa. Dice, Peppe è impegnato, venite la settimana prossima ancora. Tu ti ascolti a fine mese. E poi l'uomo 500 euro la coppa. E ne fa lui. Ci sta conto lo meccanico. Ma il cane quanto davi? 2.000 euro. E ci non ci la chissà perché chi si immagina mette l'altro poco. Poi, Ah, e un barbiere. va bene. Gigi e me mi vanno sempre a due barbieri. E quanto hanno speso? Da 5. 2500 euro di barbiere. Ah. E che hanno fatto se due barbieri 2500 euro in un mese? Non tengo proprio idea. Non sciampi a babbo tutti i mattini. Frate, ma babbo non sa fare, boh, non lo so. I maschere di profumo che si mettono. E poi stanno conto dei bibli e l'alcolici con lo fa. Quanto da me? 21.000? E 300. 22.300 euro. Non ce l'ha chi si voglio 10% sconto, eh? Ancora. E che già ci facendo, dice vicino. Tu ce l'ha fatto quando mi chiuso il conto. Quando mi chiuso l'accordo, ma io non lo conto. Può essere pagato. Dice il pagamento contante, 10% di sconto. Dice le tempo sono neri. Buon becchino. Ma a fine mese.
E come stai fresca, frate, ma qui? Gigi, allora quanti sti, mi fate girare tutto l'uomo. Tu hai fatto la macchina, perché che? Comunque, hai per ciniamo. Già veniamo. Ehi, se spastriamo, dobbi tu con l'incasso. Sì signore, ci stanno problemi. Fidate le altre cose, tu e ben Ok. rimane a mattina a casa. Se mi viene a mattina allora. Gigi, rimane a mattina, però non rimane io, le Non cose ti dopo. preoccupare, e ti svegli con un po' di pupo, a voto tu. Se mi viene a mattina, ciao. Gigi, Oh. e ti spendere i soldi. Ma perché ti risulta che mi spiega i soldi? Oh. A radire tutto tu. Tanto Buonanotte. Gigi. Ciao. Tu stavi di notte, non si può fare più, stavi in discoteca, ormai mi fate un'età. Dopo 30 anni di luce, ora un muro, non ce la faccio più. Mi sono reso conto stasera. La musica mi tornava in la cervella, il luce mi viene fastidio, la gente mi curva, ma oh, basta. Ci mi viene il cuore del locale e ce n'era più molto bingo. A così ci amma con impressati. No, credo bene. Vabbè, stanno i guaglioni loro con la caffè. I guaglioni già notte a casa mia, che buono, ma per il momento. No. Ma chi? Buonasera. 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 È successo qualcosa, come mai ha chiesto la casa mia? Eravamo al locale, ti cercavamo, non ti abbiamo trovato. E Gigi ci ha detto che te ne eri andato a casa tua. Beh, è successo qualcosa. Beppe, ci servono i soldi. E non potevo venire rimanere a mattina con calma. Domani, Peppe, già ci staccano la corrente. Tu dovevi un attimo quando andavi, guaglione bene. 500 euro. Fa una cosa, non c'è 400 euro e chiudiamo con te stasera. Beh, ma ci tagli sempre in coppa i soldi. Anna, tu sai che ci sta la crisi in giro, non ti sta faticando più come si faticava una volta. Io lo calo vedo sempre chino. Ma ti sai che la gente che viene in tuo locale sono tutti paganti? Calcolo così, il 30% sono paganti o il 30% no. Metti tutte le spese che ci stanno attorno, butta fuori, DJ, barman, camerieri, ballerina, o resta la gente a più, su parcheggiatore fuori, la luce, o persone nei casi, le spese che stanno attorno, le rotture di riscarica, la cartigieri e tutto il consumo che si fa. O ti sta credendo, è tutto guadagno. Beh, tu parla così perché non sai creare miseria. Io non so ci crea miseria. Quindi io sono nato in un quartiere povero, precisamente a Via Ferrari, nel mercatino rionale. Io sono figlio di un frettaiuolo, primogenito di una famiglia di 5 figli. E all'età di 5 anni mio padre mi ha fatto finire gli studi perché c'era la mano vicino al posto. Una vita di sacrifici, una vita di fame. La carne per noi era un lusso. Io pesce volevo solo a Natale. Capite? All'età di 15 anni, non ce la facevo più. E vicino a mio padre disse: papà, io non voglio fare più frettaiuolo, io voglio fare il milionario. Mio padre mi guardò negli occhi e con un sorriso sarcastico mi ricetta: loda, tu frettaiuolo sei nato e frettaiuolo muori. Poi con un sorriso sarcastico si girò vicino agli amici e disse: guarda, oggi in quel mercatino di ma Peppo milionario. E così nacque prima il mio soprannome e poi arrivai nei sorti. Per me fu una sfida. Io a 17 anni. Ma che tu posti mio padre, ma aveva 4 volte tanto. E sai perché? Perché era dimostrato a mio padre che poteva diventare Peppo milionario. E a 18 anni mi ha cercato nei supermercati. Tutti i banchi là di là che si mettono a ridere di rigore. Perciò se volete diventare ricchi, bello e famoso, lo potete diventare. Basta volerci l'impegno. Non posso fare che un locale per pigliare 100 euro a settimana, che deve creare un locale a casetta. E mi faccio guadagnare di 400 euro a sera. Se poi vi sapete comportare bene, con un cliente ti dà a buscare pure 1000 euro in una serata. Ma che stai dicendo? Diciamo a mettere a fare puttana? A parte che si dice escort, puttana è una cosa brutta, è una cosa vecchia. Poi se volete continuare a lavorare con me, così non lo faccia lì, trovate un altro locale all'ora a fare oppure dalla vicina, la vedo pulita. Tu già è tardi, pigli 400 euro di arancione e guaglioni, vediamoci a cucare che tardi, signori, poi ci vediamo con calma, se dobbiamo parlare con cada sera. E che è nata una serata che ha avuto anche lo servizio. Prego, da questa parte. Vogliamo girare su ancora all'otto là.
Tu ma che ci staranno i spicci, so? Tutto a posto. Ah, ci parla, sei giusto. Bravo. Laurienzo la canta. Da voglia e mi mette paura che sto occhio lucente se stanco di me non ti cerco è come la pensiera io ti vado già regalando tremando per te paura se tu che mi fai mettere paura. Ehi, là ci stiamo già qua che tanto. Buongiorno. Buongiorno. Stavo pensando a quello che ha detto ieri sera Peppe. Ma infatti, Angelo, ma facciamo una comprehenza, ma chi ce l'ha mai raso? Vicino a noi, ti devo fare purtroppo. Ma io piuttosto muoio di fame. Ma perché non metti il sole a fare vita? Ah. Ma perché tu sei sole Peppe? No. Sono cesso. Chi se arriva a sta fame, facesse il rapino, ma mai prostituirmi. Io ci facessi anche la gara che Peppe un milionario la qui. Come avviciniamo a Peppe un milionario? E mica ci facciamo mai, ci facciamo supermercato suoi. Non è male come dire, ci sta. Qui sta da un'ora imbriaca ieri sera, secondo me. Ma perché tu ti andate a modo di fare soldi? Bella, lo sai quando incasso sabato al supermercato di Peppe? Dai 10.000 ai 20.000 euro. Cicciari, sono Peppo milionario. Senti una cosa, rimane a Madrid ti manda Massimiliano Cocano. Piglia la barca e portala a fare un bagno sotto i faraglioni. Che chi l'hai tu mi che ho bisogno di odio. No, Massimiliano Cocano. Poi l'uno e mezzo fai un bagno di lo asciutto. E tu porti a basci puzzolo e mi porti a mangiare un bello filetto di cernia, tu Torino capitano. Non c'è l'altro che ci metto il limone, che tu vedi che ci fa male il limone Cocano. E poi ci dove una maretta. A proposito, se dovessi fratello Gigino e Mimucci, metti che una cicino frigorifera, l'ultimo anno hanno avuto 25 bottiglie di champagne. Mi raccomando. E si vede non mi fai una coppia di telefono a me. Babbo. Ciao ciao, mi fa sta coppia insieme. Ciao. Toto. Va bene, Fermo per poco a Vittorio. non ci sei, aiuta la banca. Ah, c'è chiuso la banca. Massimiliano ha portato un canale veterinario. Tutto a posto. Ti lascia fare il resto, fatta. Saranno i culo. Ma quale cullare? Che l'hai tu che non fatta l'asma, ma secondo me che è perché ha sfugato. Tutto questo. Sì, del fratello Gigino, è venuto. A proposito, Gina ha chiamato stamattina presto. Hai tenuto poco più tardi perché ha tutto tanto conosciuto. Perché che è successo? Non so, sta cosa per partorire. Perché se oggi era parte di che a me mi sembra che mi ha chiudere conto. Ragazzi, c'è un problema. Qua ci servono le pistole. E cattiamo fine questo. Passa montagna, delle tute, ci travestiamo da Sto uomo. procurando. Cervello vostro, non so boh. Bad girl, cattive ragazze.